Diverse le operazioni comunicate dalla Polizia di Stato effettuate nei giorni scorsi in seguito all'articolate indagini sviluppate dalla Digos in merito ai disordini avvenuti presso lo Stadio Comunale Bruccoleri di Favara lo scorso 1 marzo 2020 in occasione dell'incontro calcistico tra le squadre USD Pro Favara e ASD Akragas 2018 valevoli per il campionato regionale di eccellenza Girone A della Lega Nazionale Dilettanti, il questore Maria Roseraci ha emanato su istruttoria effettuata dall'Ufficio Misure e Prevenzioni della Divisione Polizia Anticrimine 8 provvedimenti di DASPO nei confronti di persone appartenenti alle tifoserie di Favara e di Agrigento, tra i quali 2 minori che si sono resi responsabili di gesti di violenza in occasione della manifestazione sportiva con il lancio di oggetti pericolosi. In particolare 3 di loro sono stati raggiunti da divieto di accesso alle manifestazioni sportive, 5 tifosi del Pro Favara e 3 dell'Akragas. Intanto la Polizia di Stato di Agrigento ieri ha denunciato in stato di libertà un uomo di 39 anni originario della provincia di Varese senza fissa dimora per il reato di porto abusivo di armi da taglio. Nel contempo gli agenti della Polizia Ferroviaria di Agrigento, nel corso dei controlli effettuati presso lo scalo ferroviario e ai treni in arrivo e in partenza dalla stazione centrale di Agrigento, hanno identificato un viaggiatore sceso da un convoglio proveniente da Palermo. L'uomo, con diversi precedenti di polizia, tra cui decine di truffe commesse su tutto il territorio nazionale, si è mostrato subito nervoso e insofferente, tanto da indurre gli operatori a eseguire un controllo più approfondito. Lo stesso nascondeva addosso nell'immediata disponibilità un coltello a serramanico della lunghezza di ben 20 centimetri, di cui 8 di lama, di cui non sapeva giustificarne il possesso. Per tale motivo il 39enne è stato deferito all'autorità giudiziaria e l'arma è stata sottoposta a sequestro.